Jessica, we wait for you in Villanova. Cheers! Ciao Jessica. Michele, perché uno straniero dovrebbe venire sul Coglio a visitarci? Beh, innanzitutto per la bellezza del paesaggio e per il ritmo di vita slow. Il progetto dei presidi Slow Food, nato già 15 anni fa, e serve per tutelare delle piccole produzioni che rischiavano di scomparire. Coglio is a region in which we can find all the elements that you need for tasting a wine. I think that you can find the freshness, the powerful, all together. Jessica, come with me. I produce extremely dry wine. Io e mio padre siamo andati in America negli anni 70 e partivamo da Gorizia e andare a New York era un'avventura, una vera avventura. Maurizio, quali potenzialità intravedi tra il mondo enogastronomico, l'esperienza di Felluga nel vino e il nostro territorio? Andare a scoprire sapori, andare a scoprire quello che un tempo si definiva antropologia, cioè le abitudini delle persone. È la cosa più curiosa e più divertente che una persona possa fare. Non c'è niente di più bello di andare a scoprire i sapori di un territorio. Attraverso i sapori si scoprono le persone, la cultura, la mentalità, il modo di pensare. È il viaggio più divertente che un uomo curioso può fare.